Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve, benvenuti a tutti. È tantissimo che non facevo una live, avevo promesso poi l'anno scorso, già siamo arrivati proprio quasi alla metà di marzo, questo anno, anche questo 2026 sta correndo, sono le ore 11 e 43 minuti di questo venerdì 13 marzo 2026. Benvenuti a tutti. Allora, oggi voglio fare una cosa un po' diversa dalle altre. Negli ultimi paio di giorni mi sono dedicato a fare un po' di ricerche proprio perché vorrei raccontarvi uno spaccato della mia vita informatica, anche se vogliamo, per chi magari lo può trovare interessante, una fetta della mia vita che diciamo, si è sviluppata intorno ad un negozio di computer, tra l'altro gestito da un amico, da quello che all'epoca, negli anni 90, era un simbolo dell'informatica, Emilio, che poi venne conosciuto come Emilio di Lungotevere di Pietrapapa a Roma, tra l'altro una traversa di Viale Marconi, subito dopo il Ponte Marconi, quindi diciamo in un punto un po' strategico c'era questo negozio che, come vedremo durante questo mio racconto, vedremo, si chiamava, perché oramai è chiuso, Mac 2023. Allora, però volevo proprio partire dagli inizi. Poi vedete qui dietro a me, noi dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme. Qui c'è Arcade Classic, che ancora non abbiamo fatto lo sfogliamo insieme. Dietro c'è l'ultimo numero di Zap che mi è arrivato, e poi a breve, penso martedì oramai, mi arriverà anche Anime Cult. Quindi diciamo c'è tanta ancora, poi si accumulano le live da fare, ce ne sono tante, senza contare poi tutte le altre idee che avevo già alla fine dell'anno scorso, che vorrei appunto realizzarle in live. Ok? Quindi andiamo avanti, partiamo diciamo proprio dagli albori. Allora, qui a Roma, negli anni 70, c'era un negozio che stava proprio in quel di Porta Portese, che si chiamava Ernesto 75. Se uno aveva bisogno di un televisore, perché era specializzato soprattutto in televisori, ma anche per carità in impianti sterei, diciamo in tutto quello che era un po' il nascere dell'elettronica, quindi le primissime radio, i primissimi amplificatori, anni 70, quelli da casa, molti erano addirittura in legno, avevano la scatola in legno. Poi negli anni 80 si inventarono questi case in metallo chiaro, quindi grigi. Negli anni 90 diventarono tutti neri. Quindi se uno voleva un televisore per Telefunken, ITT, Sony, e chi più ne ha più ne metta, ce n'erano tanti, televisori Sabba, c'erano tante marche, i Mivar, eccetera. Era molto conosciuto, all'epoca ce n'erano tanti di negozi, perché non era come oggi che c'erano le catene. Una catena che possiamo ricordare che c'era a Roma era Eldo, Elettronica Domani, che poi per ovvi motivi fece anche un'altra catena parallela di negozi che erano Eldo, che significava sempre Elettronica Domani. Quindi Edom e Eldo erano i due negozi che vendevano appunto elettronica ed elettrodomestici. Ma poi c'era anche questo negozio molto conosciuto, perché stava in un punto molto strategico, perché nella località proprio dove la domenica mattina veniva fatto il mercato, famosissimo mercato di Porta Portese, che oltre al mercato ovviamente poi venne fatto anche un giornale. Adesso lo vedremo con lo sviluppo di questa live.
E quindi c'era questo negozio di televisori, prettamente televisori e poi tutto quello che gira intorno ai televisori, quindi anche, come ho detto, sterei o anche primissime lavatrici negli anni 70. Non era come oggi che c'era tantissimo di elettrico ed elettronico come conosciamo noi, lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi. Sì, c'erano ovviamente i frigoriferi, c'era sempre la lavastoviglie, le lavatrici, ma non come adesso siamo abituati ad andare da MediaWorld e troviamo uno spazio enorme e possiamo scegliere un centinaio di modelli diversi, di marche diverse, di qualsiasi tipo di elettrodomestico ci venga in mente. No? All'epoca c'erano questi negozietti medio-grandi che avevano una vasta scelta, ma non così vasta. Ebbe parecchio successo. Negli anni 80 cominciò ad arrivare in Italia l'informatica. Ok? Io conobbi il negozio che a mia memoria, perché ho cercato di ricostruire, ma online si trova poco e niente, poco e niente. Ciao Michele, benvenuto. Salutiamo Michele che si è connesso, che ci ha salutato in chat qui su YouTube. Ciao Michele, benvenuto. Oggi racconterò la storia, la mia storia con un negozio di, diciamo, di computer. Dai, su, perché alla fine vedremo che diciamo, la mia esperienza, quella di Reni Retro, si è intrecciata con un negozio di informatica. Quindi andiamo avanti. Negli anni 80, stavo dicendo, si stava sviluppando in Italia già con l'arrivo del Commodore VIC-20, poi con lo Spectrum, poi con i vari Atari, poi con il Commodore 64, il Plus 4, il C16 e tutti gli altri computer si cominciarono a, diciamo, a distribuire sul territorio una nuova tipologia di negozi che erano i negozi di computer. Io posso ricordare con affetto, anche quello mi pare che non c'è più, ma fino a qualche anno fa c'era con la stessa insegna degli anni 80 che era Computer Time a Ciampino, ma ne potrei nominare tantissimi perché ne ho conosciuti tantissimi come Z sulla Tuscolana, Graphic Z, ce ne sono tanti tanti, però quello che mi è rimasto un po' più nel cuore è proprio quello che abbiamo visto che stava località Porta Portese, era Ernesto 75, poi si spostò in una traversa di via di Viale Marconi. Una traversa di Viale Marconi, mi ricordo ancora perfettamente dove era. C'era questo negozio che era, mi pare, tre vetrine, si entrava c'era una vetrina centrale, me la ricordo abbastanza grande, rettangolare, questa vetrina, e c'era la porta tutta spostata sulla destra. Tu entravi e poi sulla sinistra c'avevi un altro bel pezzo di vetrina, il muro e un'altra vetrina. Io lì adesso non mi ricordo benissimo, purtroppo la memoria a 52 anni comincia un po' a vacillare, però mi pare proprio che io da loro, lì da Ernesto 75, comprai il mio primo Commodore 64. Ora non ci metto la mano sul fuoco, però me lo ricordo come se fosse ieri che io andavo e venivo da questo negozio che era, si chiamava ancora Ernesto 75, ok? E lì ci lavorava Emilio che era un personaggio con la Polshark a righe, sempre questa maglietta, con questa voce un po' roca, e vendeva tantissimo. Stiamo parlando, già siamo arrivati diciamo alla seconda metà degli anni 80, quindi la Commodore regnava sul mercato e lui faceva un sacco di soldi con questa Commodore, quindi lui dovrà sempre ringraziare la Commodore, anche se poi, come vedremo più avanti durante questo racconto, lui alla fine ci rimase un po' tra virgolette fregato con questa Commodore. Però la Commodore diventava sempre più famosa, e anche se lui trattava anche altri marchi, poi non solo, ma questo negozio, che era Ernesto 75, non vendeva solo computer, era un negozio di elettrodomestici ed elettronica, quindi vendeva sì Commodore VIC-20 con tutte le periferiche, con tutti i giochi, cartucce, cassette, eccetera.
Commodore 64 con tutte le periferiche, che poi sono le stesse pure del VIC-20, perché i joystick erano quelli, il drive era quello, il dataset era quello, quindi già quando si vendeva il Commodore 64 i dataset erano sempre quelli, andavano bene per il VIC-20 e per il 64, i joystick, i paddles, tutte le varie periferiche, addirittura anche la stampante, la Commodore MPS 802, 803 erano perfettamente compatibili VIC-20 e 64, quindi lui comprava e vendeva una marea di questo materiale. Io mi ricordo solo una cosa, io quando andavo da questo negozio, che ripeto stava a una traversa di via Tusco, di via Tuscolana, Viale Marconi, una traversa di Viale Marconi, e c'era una fila che non finiva mai, dovevi fare un'ora e mezza di fila, 2 ore di fila solo per farti sentire da questo Emilio. E stiamo parlando della fine degli anni 80, quando diciamo l'Amiga stava nascendo, cominciavano a uscire. Poi tra l'altro l'Amiga 1000, come sappiamo, era un computer abbastanza costoso, quindi non era per tutti. Invece lì, soprattutto quando ci andavo io il sabato o il venerdì pomeriggio, c'erano tanti ragazzi che andavano lì. Adesso vi spiegherò anche perché. C'erano tanti ragazzi e invece gli Amiga erano troppo costosi per questi ragazzi, quasi tutti minorenni, che andavano lì. Ok? Salutiamo anche chi altro si è connesso qua. Steve Commodore, ciao, sto parlando anche di Commodore, di Commodore. Perché Emilio ci ha avuto a che fare tanto con la Commodore? Perché oltre ovviamente a vendere l'hardware della Commodore, io mi ricordo benissimo che il primissimo Prologic Revolution io lo comprai da Emilio, dentro una scatola di cartone bianco, c'era dentro tutto l'hardware del Prologic Revolution e una fotocopia per spiegarti come montarlo, perché il Prologic Revolution con il Dolphin DOS eccetera erano dei chip hardware e andavano montati sia dentro il drive 1541 che dentro la tastiera del Commodore 64, quindi bisognava smontare il Commodore 64, dissaldare dei processori, mettere degli zoccoli, poi mettere il processore a panino con questa scheda in mezzo, che era poi il Prologic Revolution e il Dolphin DOS. Quindi il Dolphin DOS era diciamo un'aggiunta a quello che era il kernel con il BASIC del Commodore 64, con la programmazione dei tasti funzione, con dei comandi aggiuntivi per andare a fare la formattazione super veloce dei floppy, eccetera. E poi c'era l'hardware che andava anche dentro l'1541, il primissimo drive, quello lungo del Commodore 64. Quindi diciamo c'era questa confezione con questa fotocopia, con spiegato alla buona e meglio come montare, che poi non era difficile, il difficile era andare a dissaldare i componenti, solo tutto lì, perché poi era tutto abbastanza in castro, sembravano quasi Lego, lì erano tutti i macro componenti, non c'era ancora l'SMD, quindi tutto abbastanza semplice da realizzare, e quindi io lo comprai da lui, lo montai e mi funzionò subito alla prima botta, e non me lo scorderò mai perché da quel momento mi cambiò la vita. Comunque lui lì, oltre a vendere l'hardware, come ho detto, aveva anche, diciamo, quando stava in questa traversa di Viale Marconi, aveva degli amici, dei ragazzetti, tutti ragazzetti giovani, tutti molto minorenni, 16 anni, 15 anni, ci avevano, che gli portavano i floppy con i giochi copiati del Commodore 64. E lui sotto banco, oltre scusate, c'è un amico che mi ha scritto, allora però volevo fare una cosa, ok, niente, praticamente, un attimino solo, scusate un attimo, ma gli mando, allora, ok, e niente, beh, parliamo, aspettate, là, lo metto pure un po' dentro il mio gruppo Amiga Ita. Cercate Amiga Ita su Telegram e troverete il mio gruppo che diciamo è stato un tentativo di ridare vita al, diciamo, al vecchio gruppo di Fidonet. Amiga Ita stava su Fidonet. Comunque, ritornando a Emilio,
c'erano tanti ragazzi di 15, 16 anni, anche 14 anni che facevano le copie di tutti questi giochi che uscivano su floppy disk. Le cassette poco me lo ricordo perché le cassette c'era l'edicola, diciamo che meno dell'edicola era difficile riuscire a pagarle, lì c'erano i Magnifici 7, i Magnifici 5, Special Play Games, Special Program, tutte le riviste della SIPE, poi non solo quelle della SIPE ma anche tante altre, poi c'era l'Armati che diciamo distribuiva nei negozi di giocattoli. Diciamo per quanto riguarda le cassette per il dataset, poi ci voleva pure abbastanza tempo per copiare i giochi su cassetta, mentre già con questo Prologic Revolution, o anche perché Prologic Revolution ti metteva a disposizione anche dei copiatori come 15 secondi copy, che tu con 15 secondi copiavi un lato intero di un floppy, quindi 15 secondi lato A, 15 secondi lato B, con 30 secondi avevi fatto un floppino. E quindi c'era questo via vai di ragazzini che molti facevano pure cambio, non si facevano neanche pagare per i floppy che gli portavano, quindi magari davano, che ne so, un floppy pieno in cambio dei 2 floppy vuoti o di 3 floppy vuoti, e poi su un floppy vuoto magari si facevano mettere un gioco che non c'avevano e facevano cambio così. E Emilio poi li vendeva pure però. Cioè, io non so che fine abbia fatto Emilio perché non ho trovato notizie, però ho visto che la maggior parte esiste ancora a Lungotevere Pietrapapa, come vedremo, Ernesto 75, ma di negozi di informatica lì purtroppo, che io sappia, qualche anno fa ha chiuso anche l'ultimo, che era appunto di uno dei figli di Emilio Di Marco, che era PC Village 3. PC Village 3, ma che io sappia, da quello che c'era scritto, cioè scritto su Google, lì diciamo non c'è più. PC Village 3 ha chiuso. Molti ho cercato delle informazioni, alcuni dicono che si è spostato all'Eur, potrebbe darsi località Torrino, non lo so, magari diciamo, nei commenti di questo video magari qualcuno ci può scrivere se sa qualcosa di più. Comunque siamo arrivati diciamo alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 quando ha cominciato a diffondersi l'Amiga. Ok, quando uscì l'Amiga 500, Emilio cominciò a fare un sacco di soldi, era distributore italiano della Commodore e in particolar modo dell'Amiga, ok? E quindi sia con l'hardware dell'Amiga, lui vendeva un sacco di espansioni, acceleratrici, tutte le possibili periferiche che ti possono venire in mente ce l'aveva Emilio e stava ancora una traversa di Viale Guglielmo Marconi. Ok, quel negozio però diventò piccolo perché a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, attenzione, molto importante, c'erano tutti quelli che avevano il Commodore 64 e andavano tutti da Emilio per i giochi, per l'hardware, per tanti motivi, per i joystick, lui aveva un sacco di hardware per Commodore 64 e ci furono quelli nuovi che erano passati ad Amiga che andavano da lui anche per l'hardware, per i drive esterni, per le acceleratrici, per le espansioni di RAM, perché poi già per Amiga 500 non c'erano solo le acceleratrici, ma c'erano anche le espansioni RAM che andavano sotto nello sportello sottostante, quindi abbandonato un po' il progetto dell'Amiga 1000 che era un po' troppo costoso, era stato fatto un po' per una nicchia medio-alta di utenza, l'Amiga 500 invece era fatta per i ragazzi. Tantissimi ragazzi passarono dal Commodore 64 all'Amiga 500 che aveva i giochi, soprattutto anche per giocare, molto più belli di quelli del Commodore 64, ovviamente, che già erano parecchio belli. Cioè il 64 veniva molto spesso paragonato a delle console nate solo per fare i giochi, mentre il Commodore 64 era un computer che faceva anche i giochi. Ok? Non ce lo scordiamo mai che il Commodore 64 era un computer anche ludico, quindi che aveva anche dei giochi, ma era nato come computer per le masse. Ok? Detto questo, l'Amiga si stava sviluppando e il grande Emilio cominciò a distribuire l'Amiga, i drive esterni, i floppy vuoti e poi oltre ai floppy da 5 1/4 del Commodore 64 con i vari giochi dentro, cominciò a distribuire anche i floppini da 3,5 pollici, i bulk blue, a tutti i ragazzi che andavano lì e volevano appunto questi giochetti.
ok? E quindi quel negozio Traversa di Viale Guglielmo Marconi diventò veramente troppo stretto e lui decise di aprire un negozio nuovo che chiamò Mac 2023. Io me lo ricordo benissimo perché all'epoca era molto molto amico con Emilio, ci andavo praticamente spessissimo. Voi dite, ma come si fa che tu ci racconti che andavi per i negozi di dischi? Perché facevi il DJ? Eh sì, io andavo, che ne so, ma magari ci andavo il venerdì sera da Emilio, ok? Il venerdì pomeriggio da Emilio, mentre ai negozi di dischi, come abbiamo visto, Discoteca Laziale, Goody Music, Magic Sound o diciamo Remix, insomma, ci andavo magari il sabato pomeriggio, ok? Quindi io andavo da Emilio e io mi ricordo come se fosse ieri, ci andai con un amico che saluto anche, Arturo, con Arturino, andammo addirittura 3 giorni prima dell'apertura e dell'inaugurazione di Mac 2023. Emilio ci fece entrare nel suo nuovo negozio che era già tutto bello allestito, già tutto bello pronto. 3 giorni prima dell'apertura lui stava facendo fare gli ultimi ritocchi, gli ultimi lavori a questo bellissimo negozio che era sempre un negozio di elettrodomestici, però con una grande fetta, quindi un grande spazio dedicato ai computer, ok? E aprì appunto questo Mac 2023 negli anni 90, Mac 2023 che poi diventò Mac Informatica. Mac 2023, che cosa significa Mac 2023? Marco, Andrea e Caterina erano i 3 figli di Emilio. Ci sono voci, io non ho visto conferme, però da quello che io sapevo, 2023 era la data di fine della società, perché Mac 2023 era una società a termine e aveva messo appunto come nome Marco, Andrea e Caterina Mac 2023 col nome, con le iniziali dei nomi dei 3 figli, e il 2023 era la data di fine della società, ok? E lui lì cominciò a vendere perché poi, attenzione, negli anni 90 che cosa successe di eclatante? Sì, iniziò il decadimento, cioè la caduta di Commodore, però contemporaneamente ci fu la nascita di due cose importantissime che hanno fatto anche quelle, loro malgrado, la storia dell'informatica, la storia ludica, videoludica dei videogiochi. Di che cosa sto parlando? Ovviamente la nascita dei PC, soprattutto già da quando vennero commercializzati i primissimi 486, i 386 un po' meno, ma già dai 486 di X2, di X4, eccetera, e poi della PlayStation 1, ovviamente, quindi il tutto cominciò a cambiare, anche se gli affari per chi ha avuto un negozio di informatica in quel periodo cominciarono proprio a toccare dei livelli che forse si possono paragonare soltanto allo sviluppo e alla diffusione dei cellulari qualche anno dopo, quindi dopo l'anno 2000, diciamo, quindi si diffusero anche questi telefonini e siccome l'obiettivo era di mettere un telefonino dentro ogni mano, quindi pure tra l'altro Emilio che portava avanti questo negozio di informatica lo trasformò anche in un negozio di telefonia, soprattutto grazie ai figli che lasciarono praticamente quasi tutta a lui la gestione della parte informatica, mentre i figli si gestivano la parte elettrodomestici, quindi frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, sterei, eccetera, e la parte telefonia che all'epoca stava proprio nascendo con i primi Motorola, i primi Ericsson, i primi Nokia, figurati, quindi questo negozio che era un negozio unico, Mac 2023, faceva soldi a profusione, vendendo, tra l'altro ancora parliamo che non era così diffusa l'usanza di andare da queste grandi catene come MediaWorld, Unieuro o Marco Polo Expert e quant'altro. Quindi era lui anche molto conosciuto perché aveva un'esperienza che veniva dagli anni 70, da Ernesto 75, diciamo, dal negozio che da Porta Portese si trasferì alla traversa di Viale Guglielmo Marconi per poi trasferirsi a Lungotevere Petrapapa e diventare quel grande negozio che era. Allora io che cosa c'entro in tutto questo?
Allora, praticamente io vi ho detto che andavo sempre a quel negozio che era una traversa e lì compravo un po' di hardware per il mio Commodore 64, comprai anche diverse cartucce Mickey, le Final Cartridge, e diciamo hardware per il Commodore 64 a me piaceva comprarlo, ok? E là dove anche comprai diverse cosette alla di Mail, poi dedicherò una live anche ai vari cataloghi di Mail per farvi vedere la di Mail di Firenze quanto materiale aveva per i computer, tanto, 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 veramente. E vi farò vedere perché io comprai pure parecchio materiale alla D-Mail stessa, ma molto mi piaceva proprio andare lì da Emilio, scambiare quattro chiacchiere. In quel periodo nacque una periferica che io originariamente usai con l'Amiga 500 grazie all'acceleratrice GVP A530 Turbo, che poi trasferì sul 1200, che poi trasferì addirittura ovviamente cambiando il tipo di periferica perché l'Amiga 500 con la GVP A530 Turbo era SCSI e quindi io avevo un masterizzatore SCSI Philips eccetera, 2x il CDD 2006. Quando passai su Amiga 1200 era tutto IDE. Mi pare però che io comprai il controller SCSI o Squirrel SCSI che era da PMCI a SCSI, sì, quindi io continuai ad usare perché mi costò pochissimo lo Squirrel SCSI, era una scheda PMCI laterale che andava lateralmente all'Amiga 1200 e mi usciva con un cavo SCSI 50 poli che potevo andare ad attaccare dietro al masterizzatore al Philips 2006, poi passai ovviamente al Plextor che era considerato il top dei masterizzatori. Tutto questo materiale io lo compravo da Emilio, ok? Quindi prima da Ernesto 75 lì traversa di Viale Marconi e poi da Mac 2023. Siccome all'epoca queste unità ottiche, quindi lettori CD, poi in seguito lettori DVD, masterizzatori CD, masterizzatori DVD, costavano un sacco di soldi. Io mi ricordo che un lettore CD un 4 per il Mitsumi FX 400 costava intorno ai 300.000 lire, non era proprio economico economico. I masterizzatori partivano dalle 800.000 lire per quello più screuso, fino più, diciamo, più scadente, per arrivare fino al milione, milione e due e pure di più dei vari Plextor, quindi dei vari masterizzatori, quelli diciamo più professionali, ok? E senza contare poi costavano anche parecchio i supporti vuoti. Quindi abbiamo detto che da Mac 2023 a Lungotreve Vetrapava Emilio aveva cominciato a mettere, c'aveva sotto diciamo, una stanza che usava anche come magazzino e c'aveva un montacarichi, ok? Quindi io mi ricorderò sempre la voce di Emilio, ah devi ma mi sta a far perdere un sacco di tempo, devi testa Commodore. Ma che devi fare? Dove devi prendere sto video di CRT? Ma che devi fare? Porta, poi se mai mi porti i soldi la settimana prossima, non ti sta a preoccupare. Mi parlava sempre così. Stavamo parlando delle periferiche ottiche. Lui cominciarono a portargli indietro dei lettori CD, dei masterizzatori che cominciavano a dare dei problemi e cominciò ad esserci la necessità di ripararle queste unità ottiche perché 300.000 lire un lettore CD te se rompe ne devi spenderti 300, diciamo ti dà un po' fastidio e allora io diciamo un po' me ne intendevo perché all'epoca come già ho raccontato altre volte in altre live già riparavo televisori, riparavo videoregistratori, piastre e riparavo anche diciamo le radio, amplificatori, quello che era di elettronica, no? Andavo anche da un altro signore che mi ha insegnato questo tipo di lavoro, chiamiamolo così, e io quindi me ne intendevo un po' di smontare questi apparecchi elettronici e dissi una volta, dice Emi, visto che stai qua, guarda quanti ce n'aveva tipo 6-7 di tutti questi CD che gli avevano portato a riparare con i nomi sopra, e io dissi guarda io ci posso pure provare perché io riparo diciamo registratori, piastre, se vuoi ci provo a darci un'occhiata. Mi ricordo che me ne diede 7, si scrisse tutto, che io mi ero preso CD 4x, CD 8x, perché poi c'erano un prezzo diverso a seconda pure della velocità di lettura del disco. Quindi, poi voglio dedicare pure una live a spiegarvi queste unità ottiche.
quindi pure le velocità eccetera, però voglio dedicare una live perché pure da quel punto di vista ne so parecchio, e quindi me li diede questi 7, non mi ricordo se erano 7 o 8 unità di lettura ottiche, quindi erano tutti lettori, non c'era manco un masterizzatore. Io me li portai a casa e di 8 mi pare che gliene riparai 6, 2 non erano proprio riparabili, gli altri 6 li riparai tutti e mi presi, mi pare, boh, 20.000 lire, 20.000 lire l'uno a riparazione, non era tanto. Poi tanto io li reinvestivo stesso da Emilio, quindi diciamo lui faceva il calcolo, ok, questo mo devi da te, questo te lo devo da io, dai, dammi 20.000 lire e portati via e mi dava, che ne so, un V12 RT, il digitalizzatore RT, via di sto GVP di DSS8, tutte queste cose che ne so, costava 80.000 lire, io gli avevo riparato, che ne so, 4 lettori e lui mi dava il video DDSS8 da GVP, per dirvene una, no? Lui ci aveva sempre, comunque continuava ad avere sotto tanti ragazzetti che gli facevano le copie dei giochi del Commodore 64 e dell'Amiga, ok? Quindi lui vendeva l'hardware, quindi tutto regolare, poi bene, bene, non lo so, comunque c'era sotto ragazzetti che poi gli facevano pure le riparazioni dei vari PC, qualcuno gli riparava anche i Commodore 64, all'epoca il VIC-20 era già proprio morto quando lui si trasferì poi a Mac 2023, quindi non gli portava niente, però riparava qualche drive, riparava qualche Commodore 64, però la maggior parte delle cose lui riparava PC e assemblava, c'era un sacco di gente che gli assemblava PC a tutta forza. Io, diciamo, siamo arrivati, diciamo, con il passare del tempo. Poi attenzione, aspettate perché non vi ho detto un'altra cosa, io ero diventato talmente amico di Emilio, Mac 2023, che quando si trattò di andare alla seconda edizione di Pianeta Amiga, lui mi diede un sacco di roba della Commodore da andare ad esporre perché io presi per, diciamo, fare pubblicità alla mia BBS, alla banca dati elettronica, a RefSoft BBS che era gestita all'epoca mi pare quando andai a Pianeta Amiga 98 era gestita con l'Amiga 1200 perché quella iniziò con l'Amiga 500 col GVP A530 ma giusto qualche mese, poi rimase su Amiga 1200 per tanto tempo e poi venne trasferita su Amiga 4000 la BBS. Io mi portai, siccome come sapete Amiga c'è un sistema operativo molto, diciamo, molto facile diciamo, da installare anche su altri Amiga perché bastava fare la copia dei file e io mi portai un Amiga 600, mi ricordo, che diciamo ci misi proprio una copia fisica, mi feci una copia, non mi ricordo se addirittura masterizzai un CD con dentro tutti i file della BBS, quindi tutta la directory del DH0, e ovviamente non c'erano i CD online, era soltanto dimostrativo per far vedere la BBS offline, quindi c'era il CNET e c'era il Workbench che io avevo, diciamo, copiato così com'era ed era partito correttamente sull'Amiga 600 che era ultra portatile perché non avendo il tastierino numerico la tastiera dell'Amiga era piccolina, portatile e Emilio mi diede un sacco di roba da esporre della Commodore, ok? Io all'epoca ancora non sapevo da dove veniva questa cosa. Ah, devi, dai! Vai, vai, vatti a vendere sto Teach! Guarda che il Teach masterizza pure i sassi! Ma che vuoi, un Panasonic? Oh, mandatemi su due Panasonic che ne ho venduti due! Faceva sempre così, dalla mattina alla sera a strillare così, guarda, era veramente un personaggio, lo ricordo con molto affetto, mi trattava quasi come un figlio a me. E quindi niente, io andai a esporre, ci sta il video di Pianeta Amiga 98, il secondo Pianeta Amiga che si fece ad Empoli, io ci andai con il mio amico Arturino Mazzei e c'avevo in esposizione un mare di roba Commodore che mi diede Emilio, ok? Tra l'altro parecchi joystick eccetera e intanto passava il tempo, ok? E siamo arrivati praticamente a ridosso degli anni 2000. Il negozio di Emilio andava benissimo, lui aveva cominciato a vendere anche le licenze dei Windows 95, 98, piano piano, Windows 2000, a ridosso tra il 2000 e il 2001 e insomma il tempo passava, l'informatica entrava sempre di più nelle nostre case,
purtroppo la Commodore stava tramontando, però Microsoft con il suo sistema operativo invece stava sorgendo, così come stavano sorgendo i PC, così come stavano sorgendo i masterizzatori, che da prima erano masterizzatori CD, poi diventarono masterizzatori DVD, e quindi poi nacquero i riscrivibili, CD riscrivibili, DVD riscrivibili. Io continuavo a ripararglieli e continuavo poi, un po' me li pagava, un po' compravo materiale da lui, poi un po' gli portavo perché riuscivo ad avere tramite amici anche delle licenze originali di Microsoft Windows 95 e 98, che all'epoca lui le valutava parecchio perché mi pare che si vendevano a 110.000 lire, parliamo proprio a ridosso tra il 99 e il 2000, c'erano le licenze sia di 95 che di 98 che venivano vendute, e a me mi dava, mi pare, una sessantina di mila lire, lui se li vendeva tra i 100 e i 110 una licenza di Windows, a me mi dava una sessantina di mila lire per ogni licenza. Io avevo diversi amici miei che diciamo me le davano, me le regalavano, ce l'ho ancora su un soffitto a un mare queste licenze, vabbè, comunque perché venivano date anche diciamo con i PC in bundle, diciamo con i Dell, con gli HP, con i Compaq, all'epoca vendevano parecchi di questi, io li chiamo i preassemblati, cioè gli assemblati di marca, perché poi erano sempre PC standard, assemblati di marca. E Emilio cominciava a fare soldi, quindi anche con il software originale, quindi non solo con i giochi copiati, quindi attenzione. E Emilio era sempre con la sua Apple Shark, con la maglietta a righe, che me lo ricordo sempre con sto panzone. Io stavo là praticamente fino a che lui non chiudeva il negozio. Spesso gli portavo il caffè, andavo, c'era un bar vicino al negozio, vicino a Mac 2023, c'era un negozio. Allora andiamo avanti. Poi io nel 2001 conobbi, alla fine del 2000, poi nel 2001, mia moglie, quella che attualmente è mia moglie, Margherita, che saluto tantissimo, e insieme a Margherita riuscimmo a fare una cosa che diciamo ha dell'incredibile, perché che riuscimmo a fare? Allora Emilio mi disse un giorno, dice Renato, tu vuoi sapere un segreto? Era diciamo fine 2001, diciamo, anche inizio 2002. Dice io ho un magazzino della Commodore e io ho perso un sacco di soldi, lui ce l'aveva questa Commodore. Mi pare, no, io questa Commodore ci ho perso un sacco di soldi, c'ho un magazzino alla periferia di Roma. Se vuoi, ti dico dove sta, tu vai, ti prendi tutto quello che ti pare, fai come ti pare là dentro, ok? C'è il magazziniere, poi mi fai chiamare dal magazziniere, fai come ti pare là dentro, è casa tua. Vabbè, proprio queste parole mi disse, attenzione, no altre parole, proprio queste esatte parole. Allora io con mia moglie dice, beh, andiamo a vedere di che si tratta. Non vi dirò dove stava il magazzino, però sappiate che io ci sono andato, ci andavo una volta a settimana. Ecco, una volta a settimana io all'epoca avevo la, ancora non avevo, perché nel 2003 passai alla 206, io avevo ancora una Clio degli anni 90, mi vendette il mio amico Massimiliano, che era collega mio in Ericsson, mi vendette questa Clio e io con la Clio andavo dentro a questo magazzino, buttavo giù i sedili e riempivo. Perché? Che cosa c'era dentro a questo magazzino? Allora, adesso tutti quelli che diciamo che collezionano materiale Commodore compatibile magari mi odieranno, però purtroppo stiamo parlando di fine 2001, inizio 2002. La Commodore era il suo tramonto finale proprio, non si vendeva quasi più niente della Commodore, anche perché per i giochi oltre ai PC che cambiavano una continuazione ad una velocità che non avete idea, perché da che si erano diffusi 486 con i primi Pentium 133, 166, 200, 233, poi nacque l'MMX, quindi 166 MMX, 200 MMX, 233 MMX, poi iniziarono con i Pentium 2 slot 1 e poi con i Pentium 3 e tu dovevi ricambiare tutto, scheda madre, CPU e RAM, cambiavi tutto, l'unica cosa che rimaneva
costante erano le periferiche ottiche, quindi masterizzatori, lettori, eccetera, e gli hard disk. Però poi dovevi cambiare la scheda madre perché cambiavano le RAM, dalle SDR diventarono DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, sempre più veloci, ma sempre diverse come slot. Gli slot dei processori, pure per quanto riguarda i Citrix o gli AMD, gli Athlon, cambiavano diciamo le schede madri perché cambiava quello che era lo slot dove andava messa la CPU e quindi diciamo i PC vendettero tantissimo. In quel periodo ogni 2 anni la gente si cambiava il PC. Poi vabbè c'erano le schede video per chi gli faceva giocare a Doom, Quake, tutti questi giochi 3D che erano appena nati sul PC. E quindi c'erano una continuazione, gente che andava a comprare 3D FX sempre più veloci, poi le schede video a panino, le Matrox 3D FX, Matrox 3D, Millennium 2, chi ci lavorava solo di grafica 2D, chi invece ci lavorava anche in 3D con 3D Studio, eccetera. C'era, guardate, in quegli anni, io vi sto raccontando, ma c'era diciamo, una produzione di hardware per PC che faceva paura, quindi non solo l'hardware ma anche il software. Abbiamo visto che poi Emilio aveva cominciato anche a vendere tutto software originale e sul software originale pure c'era un bellissimo ricarico, cioè non pensate che non c'era ricarico, poi lui cominciò anche a vendere per PMI, piccole e medie imprese, quindi cominciava a fornire anche PC a delle piccole realtà dove servivano 10-20 PC, glieli forniva lui, poi ogni 2 anni magari questi dovevano cambiarli e ne compravano altri 20, altri 10, quindi c'era, guardate, c'era un macello. Emilio mi mandò a questo magazzino, io entrai dentro questo magazzino, immaginatevi un magazzino che almeno sarà stati 200 metri quadri. Su questi 200 metri quadri io mi piange il cuore, mi commuovo quasi a raccontarvelo, non so se c'è ancora connesso qualcuno, c'erano pedane e pedane di materiale per i Commodore, ok? Per Amiga un po' meno, ma per Commodore 64. Cioè, avete presente? Io mi piaceva tanto giocare ad un gioco per Commodore 64. Se non sapete di che parlo, andate su YouTube, cercate Montezuma's Revenge. Montezuma's Revenge. Alla fine del livello c'è un quadro dove si vede questo, il pupazzetto, il personaggio, il protagonista di questo gioco, che va e va a catturare tutte delle gemme preziose e deve prenderne il più possibile perché poi riatterra nel labirinto di Montezuma e deve rifare tutto il secondo livello per poi riaccedere un'altra volta alla stanza del tesoro. Diciamo così, ecco, per me era la stanza del tesoro. Immaginatevi pedane alte anche 2 metri, quindi più alte di me, io sono 1,74, 1,73, ma forse pure qualcosa in meno, 1,70 circa, queste erano più alte di me e c'erano 3, 4, 5 pedane di drive 1541-2, ok? Pedane alte 2 metri di 1764, l'espansione da 256 KB per Commodore 64. C'erano pedane alte 2 metri di joystick con il filo, senza, tutti per Commodore 64 e quindi compatibilissimi anche con Amiga, che non erano diverse. Quindi c'erano i joystick, gli Intruder 2, una marea di joystick di tutti i tipi, a forma di joypad tutti per Commodore 64 ed Amiga, sia a forma di joystick classico che a forma di joypad, ok? Poi c'erano diciamo pedane intere di penne ottiche grafiche per Commodore 64, c'erano pedane intere di cartucce, giochi su cartuccia per Commodore 64, ma pedane e pedane che non finivano mai. C'erano Uè Luke! Un saluto al mio amico Luca Cusani di Luke 74 Channel, lui lo sa come si connette e saluta. Io immediatamente vi invito ad andare a registrarvi sul suo canale Luke 74 Channel, cercatelo, è facile, LUK 74 Channel, scritto CH Channel, andate a cercarlo su YouTube e andate a mettere un bel segui, ok? Lui sta facendo, si è inventato un bellissimo format che già una volta, tanti anni fa, io me lo ricordo che lui già lo fece
Luke74 fece un format dedicato ai collezionisti, però ne fece, mi pare, un episodio solo e rimase un episodio isolato. Adesso invece, da quello che ricordo, già ne ha fatti due episodi dedicati ai collezionisti. Io mi reputo un collezionista, quindi quando vorrà Luca mi scriverà, ci sentiamo in privato su Telegram e magari presenzierò anche ad una sua live. Ovviamente mi limiterò a raccontare in 10 minuti quelle che sono le mie collezioni, ok? Però mi farebbe piacere parecchio partecipare ad una di queste live. Andate a vedere che si è inventato un format veramente, veramente interessante dove lui invita collezionisti di qualsiasi cosa. Abbiamo visto collezionisti di quattro ruote come era mio padre, che quando gliel'ho raccontata a mio padre che un anno e mezzo fa così ha buttato tutta la sua collezione, poi gliel'ho chiesto, lui ce l'aveva da inizio anni 60 in poi, i quattro ruote li ha buttati tutti. Lo so che ti piangerà il cuore, Luke, però lui è così, mio padre. Mentre dentro la cantina c'è sta ancora il Commodore 64 di mio zio Sandro, che io lo montai in cantina funzionante con il drive, con la stampante, tutto attaccato, e io lì devo soltanto attaccare la presa, la spina alla presa di corrente e quello funziona. Quel Commodore 64 che era quello di mio zio Sandro dell'82 sta ancora così come l'ho lasciato io, ma forse alla seconda metà degli anni 90 l'ho montato e sta ancora così. Lì ci stanno ancora tutte le stampanti Commodore, ci stanno un sacco di floppy tutti messi lì dentro la cantina, e poi è asciutta quella cantina, quindi io raramente, una volta ogni 2 o 3 anni ci vado dentro quella cantina e vedo che sta ancora tutto così come ho lasciato. C'è tanta roba Commodore dentro la cantina dei miei. E, quindi che cosa stavo dicendo? Lui ha buttato tutti i quattro ruote, quindi stavo dicendo di Luke 74 Channel e dei collezionisti. Ha invitato collezionisti di Lego, ha invitato collezionisti di retro console e retro computer, ha invitato collezionisti ma di qualunque cosa, cioè basta essere collezionisti e si può partecipare a queste live dove lui, che ha io, per me è un dono che riesce ad non solo a intrattenere ma a presentare questi ospiti, cosa che io non saprei mai fare, e gli è stato detto più volte anche da altri, quindi non solo da me, che lui ha questa cosa, è come diciamo Bonolis, e poi ci sono tutti quelli che ci lavorano intorno a Bonolis e poi magari quelli che vengono invitati da Bonolis, non tutti sono in grado di presentare. Io adesso ho detto per dire un presentatore io, qualunque insomma. E quindi veramente tanti complimenti per questo nuovo format che si è inventato, e spero che vada avanti per diversi episodi ancora, perché ce ne sono tanti di collezionisti. Io in primo luogo ne conosco tantissimi che collezionano le cose più disparate. C'è per esempio una collega di mia moglie che piace collezionare Toon, tutto ciò che è di Toon, e quindi anche quella è una collezione molto particolare, eh. Poi ho fatto vedere, ho postato sul suo gruppo Telegram, perché Luke74 ha anche un gruppo Telegram, semmai dopo metterò magari qualche link anche al suo gruppo Telegram. C'è gente che colleziona anche le minifigure di Lego, ok? Quindi diciamo, uno colleziona qualunque cosa, poi ci stanno quelli come me che io colleziono un po' di tutto, tutto ciò che è anni 70, 80, 90, quindi cassette, vinili, videocassette, CD, DVD, chi più ne ha, fumetti, non fumetti, retro computing, poi ovviamente tutti i vari giochi, floppy, cassette, e poi c'ho, vabbè, una collezione che non finisce mai di hard disk, i tappetini del mouse, tutto ciò che ha a che vedere con i computer. Ho collezionato parecchio hardware Omega, quindi poi vabbè, lo vedremo se mi inviterà Luca in una sua live. Già lo so, Luca, tu lo vedi, io sono uno che parla tanto, ma ovviamente se mi inviti io mi preparerò un discorso molto molto breve, quindi in pochi minuti, di dire, diciamo, quelle che sono le mie passioni, e poi porterò qui qualcosa da far vedere che riguarda appunto queste passioni di cui parlerò, perché poi
diciamo, non è che voglio manipolare la live, anzi, io mi piace vederle le live, tu lo sai benissimo, io quando posso le seguo tutte e se non posso vederle in live me le vedo in differita, mi metto davanti al televisore mio nuovo, l'OLED della Samsung e mi vedo una tua live a tutto schermo, gigante 55 pollici, mi fa piacere vedere le tue live, ok? Detto questo, torniamo a Emilio Ernesto 75, questo grande magazzino. Allora, con mia moglie, quindi ci riempivamo sta macchina di tutto questo materiale. Mi voglio ricordare anche che altro c'era. Ah, c'erano pedane e pedane di mouse 1351, i mouse del Commodore 64, pedane e pedane di tutti sti mouse, imballati, eh? Io sto parlando, queste pedane era tutta roba imballata. Poi ovviamente c'era anche roba compatibile della Cabletronic. Per esempio io ancora ce l'ho giù nel box da me, c'ho una marea delle basi. Guardate, questo che vi sto dicendo è una chicca, non funzionano più al giorno d'oggi, però sono una chicca perché possono essere utilizzate per esempio per collegare delle console. Allora erano delle basi per i monitor 1084S, il Commodore, oppure per un qualsiasi monitor tra i 14 e i 15 pollici. Erano delle basi che però avevano il telecomando, dietro uscivano con i cavetti PinCheck, uno audio e uno video, perché avevano il modulatore interno, ti trasformavano il tuo 1084S o qualsiasi monitor con entrata CVBS, SCART o video composita, quindi bisognava avere una di queste tre entrate, perché tu la base col telecomando ti diventava un televisore, ok? Poi calcolate che il 1084, soprattutto la versione S, si sentiva molto molto bene e io avevo preso una di queste basi e siccome il 1084S era stereo, però questi modulatori che vendevano erano della Cabletronic, una scatola blu, uscivano in mono, io poi avevo messo con una presa a T, diciamo con un cavetto solo mono, si sentiva poi da tutte e due le parti, quindi dual mono questo 1084S e io me lo utilizzavo anche come televisore, oltre che come monitor per il Commodore 64, per l'Amiga 600, per il 500 e poi dopo anche per il 4000 io lo utilizzavo, ci avevo messo anche il modulatore video e potevo vedere la televisione sul monitor e c'aveva pedane piene di questi supporti, di queste basi, di questi stand ehm, su cui andavano poggiati questi monitor e li trasformavano in un televisore. Poi c'aveva, che altra roba c'aveva? Ma un mare di roba. Ah, software di tutti i tipi, EasyCalc, mi ricordo, sempre per Commodore 64, ChartPack Plus, quello che serviva per fare i grafici, ma una marea di software, pedane e pedane di questi software originali imballati. Io purtroppo all'epoca non è che potevo caricarmi tutto, io non avevo casa mia, la casa la comprai nel 2006, vivevo ancora a casa dei miei, dentro la cantina dei miei c'era, nell'ordine, tutta la collezione dei vinili, che non c'entrava in camera mia, perché in camera mia c'erano i computer, quindi io vivevo con i computer, quindi dentro la cantina, che era l'unico spazio oltre casa che avevamo, c'erano i vinili, c'erano tutto l'impianto luci, perché io quando facevo il DJ mi portavo dietro l'impianto luci, c'erano scaffalature piene di tutta sta roba, di tutto quello che mi serviva, casse soprattutto, e le casse erano gigantesche, una volta io mi portavo dietro le casse, i giradischi, gli amplificatori, gli equalizzatori, che io mi portavo dietro un po' tutto, perché poi soprattutto in base alla musica che mi davano quando facevo il DJ dovevo per forza equalizzare il suono, se no mi sfondavano i bassi, perché soprattutto con la musica, quella che andava ai rave, c'è la miseria quanto è brutto essere vecchi, non mi ricordo, l'hardcore, ecco, l'hardcore che aveva parecchi BPM, ma quelli mandavano a sfondare i bassi, alza, 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 e poi si sfondavano i bassi, io alza, 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 c'avevo degli alti, dei tweeter che avevo costruito io, separati, cioè addirittura un amplificatore dedicato solo alle frequenze alte, allora a quel punto potevo alzare gli alti che poi davano pure fastidio, quindi poi abbassa. E quindi diciamo io mi gestivo così per cercare di non rompere le casse, perché sennò era un macello pure quando andavo a fare il DJ, che uno poi diciamo mi pagavano quello, pure se mi si rompeva qualcosa, purtroppo i soldi ce li devo rimettere io,
non c'era l'assicurazione, non c'era niente. Quindi torniamo a Mac 2023 Emilio. A me, come abbiamo visto, era la fine del 2001, inizio 2002, e io andavo lì e mi riempivo la macchina. C'era il magazziniere, il responsabile del magazzino nella periferia di Roma, che contava quanti pezzi io avevo comprato. Ovviamente c'erano gli scatoloni, io ho fatto già vedere più volte, io ho ancora degli scatoloni con dentro gli 8 drive. Se io prendevo uno scatolone con dentro 8 drive 15412, mi valevano 8. A me mi dava 5 euro al pezzo. Ok? Io pagavo a Emilio, c'era il magazziniere che contava, ne so, un joystick 5 euro, un drive 5 euro, compravo lo scatolone con diciamo 8 drive 5x8 40 euro o scatolone. Poi mi portavo via, che ne so, però in quel caso mi dava scatoletta. La scatoletta con dentro c'erano 5 cartucce di Omega Race, no, Omega Race non so neanche se, sì, mi pare che era uscito per Commodore 64. Ma facciamo un altro esempio: Golf su cartuccia per Commodore 64, 5 cartucce, 5 euro, ok? Perché era la confezione, quella là contava a confezione. Infatti io poi mi portavo via parecchie confezioni, mi portavo via anche delle Capital Mickey, New File Cartridge, eccetera, e cominciai con mia moglie a vendere questa roba, era il 2002, su eBay. E calcola che io, diciamo, normalmente un joystick per Commodore 64, c'erano ancora gli appassionati, anche perché il Commodore 64 nel 2002, così più o meno in quegli anni lì, già era diventato retro computer, e quindi ci stavano tanti appassionati che cercavano materiale per il Commodore 64, e io i drive li vendevo a 50 euro, me lo ricordo benissimo, e poi mettevo l'asta, alcuni arrivavano a 60, 65, magari anche a 70, mentre i joystick li mettevo a 20 euro, i joystick, i giochi pure mi pare che li mettevo tra i 15 e i 20 euro, eccetera. Quindi cominciai a vendere su eBay un mare di tutta sta roba. Io una volta a settimana con mia moglie, con Margherita, andavamo da Emilio, riempivamo la macchina di tutto sto materiale che lui lo doveva buttare, perché chi ci faceva più non riusciva a venderlo, perché in quel periodo vendeva un sacco i joystick DualShock per la PlayStation, vendeva tutti i giochi per la PlayStation, le PlayStation, proprio PlayStation 1, che non so le PS1, proprio le primissime PlayStation, e quindi c'aveva un commercio enorme per PC, stava sempre impicciato da lui, masterizzatori del PC, gli hard disk e RAM da 2 mega, da 4 mega, da 5 mega di RAM, e poi tutte le varie schede acceleratrici grafiche, quindi 3D FX, Matrox, le ATI, tutte queste schede video, cioè veramente c'era un commercio enorme, e la Commodore proprio lui se la dimenticò, cioè proprio disse: guarda, vai tu e cerca di liberarmi questo magazzino. Purtroppo poi il tempo passò, io cominciai a lavorare sempre di più alla Ericsson, che poi mi mandò a SMAU, eccetera, e quindi il tempo che vuoi di andare a questo magazzino a riempire, a fare tutti i pacchi con eBay, metti gli annunci, fai e dici, non c'era più tempo pure per fare queste cose, e quindi pian piano non ci andai più, però lasciai lì pedane e pedane di materiale per Commodore 64, Commodore VIC-20, poca roba anche per Amiga, c'erano un sacco di penne ottiche del 64, ma c'era proprio tanto tanto materiale che mi piange il cuore adesso a pensare che lì adesso è andato tutto al macero, purtroppo. Purtroppo è andato tutto al macero, tutto questo grande materiale che stava dentro questo grande magazzino alla periferia di Roma di Mac 2023, che poi Mac 2023 diventò Mac Informatica, sempre lì cambiò nome, Mac Informatica, e poi diciamo mi sono informato, diventò anche PC Village 3, questo negozio, la parte che riguardava diciamo i personal computer, e venne presa in mano questa parte dal figlio Marco, ok? Quindi Marco aprì sempre dentro a quelle stesse mura il negozio che si chiamava, perché è chiuso definitivamente, almeno Google lo dà per chiuso definitivamente, PC Village 3, ok? E invece c'è ancora, su Lungo di Petrapapa, c'è ancora un negozio che ha
vedete sul lato c'è questa scritta Ernesto 75, la vedete proprio così. Guardate, adesso vi voglio far vedere se ci riesco, allora voglio vedere, aspettate, vi faccio vedere come risulta su Google Map questo Ernesto 75. Ok, guardate, ve la ingrandisco un attimo, poi qui ci rimettiamo. Guardate, Ernesto 75, vedete? Eccolo qui il negozio, Ernesto 75, ed è un negozio di elettrodomestici. Ok? Da quello che io so, qui non c'è, diciamo, non vendono, non vendono computer o cose di questo genere qui. Ernesto 75 era ed è un negozio di elettrodomestici. Vediamo in tempo reale, rimetto i loghi storici dei negozi di Emilio. Ok, adesso questo è troppo grande, lo rimettiamo così. Aspettate che ve lo metto bene. Ok, Ernesto 75, sì, dai, si legge bene così. Ok, e quindi niente, praticamente questa è la mia storia con Emilio, che Emilio da che mi diede da riparare dei lettori CD, poi gli riparavo pure i masterizzatori CD e DVD, per carità, ho cominciato a riparare, diciamo, mi dava le unità ottiche, per lui ero quello che riparava le unità ottiche, ok? E poi a mi conosceva come Mr. Commodore, quello patito di Commodore, e quello che cercava sempre roba Commodore, perché io quando andavo da lui, che ne so, gli portavo pure qualche licenza di Windows e lui mi dava roba Commodore. Però parliamo sempre di prima del 2000, Prima del 2000 io gli portavo le licenze Windows 95 e 98 e mi prendevo la roba per Amiga, perché io almeno fino al 2000 l'Amiga l'ho continuata ad utilizzare a livelli altissimi, diciamo, quindi a me interessava, non avevo quasi il PC, diciamo, io mi interessava poco e niente il PC. Io anche quando lavoravo in Ericsson, che entrai nel 98 in Ericsson, lì c'erano tutti i PC, però per me il PC era un qualcosa da office, da ufficio, mentre mica potevo fare quello che mi pareva, dal giocare all'archiviare, perché io avevo tutti gli archivi, voi lo sapete, i miei archivi delle videocassette, delle audiocassette, dei dischetti del Commodore 64, i dischetti dell'Amiga e tutto. Io sono partito con il Commodore 64 file sequenziali, programma Basic che gestiva tutto, e poi passai tutto su diciamo, un database su Amiga, ok? E quindi gestivo tutti i miei archivi direttamente con Amiga. E poi passai tutto ovviamente su Excel, su PC, però tutto questo in seguito. E quindi volevo fare una live interamente dedicata a questo personaggio che è Emilio, Polsella Emilio si chiama, Emilio Polsella, mentre Ernesto Patruno era il proprietario di Ernesto 75 e il figlio è Marco Polsella di Marco Andrea e Caterina, che aveva PC Village 3. Ok, quindi vi ho raccontato un altro spaccato diciamo, della mia vita insieme ad Emilio, grandissimo Emilio con la Polshark. Emilio che diceva: "Oh, Ertic masterizza pure i sassi, piate Ertic, che meglio del Teach se solo il Plex Store, ma il Plex Store ti costa un sacco di soldi, devi lascia sta che il Plex Store costa un sacco di soldi, piate il Teach. Oh, mi mandate su due Panasonic, mandatemi su due Panasonic. Oh, adevi, mi ha fatto perdere un sacco di tempo tu con sta Commodore, dai va, vedi annattene, che mi ha fatto perdere un sacco di tempo tu a Commodore." Mamma mia, quanti ricordi con Emilio, Lungotevere Pietrapapa e prima ancora stava in una traversa di Viale Guglielmo Marconi. Va bene, ci ho messo un'ora, volevo fare una live di un quarto d'ora, invece a raccontarvi tutto questo spaccato di vita ci ho messo più di un'ora. Però non voglio assillarvi oltre a parlare di questo negozio che partì da Porta Portese, quindi da un negozio di televisori conosciuto a Roma come negozio di televisori esterei ed elettrodomestici, che stava in quel di Porta Portese, Ernesto 75, si spostò poi a una traversa di Viale Marconi,
Viale Guglielmo Marconi, per poi finire a Lungotevere di Pietrapapa come Mac 2023 e poi diciamo diventò appunto Mac Informatica, il sito era macinformatica.it tanto tempo fa e poi diventò, come abbiamo detto, PC Village 3, gestito poi dal figlio, da Marco Polsella, che era il figlio di uno dei 3 figli, Marco, Andrea e Caterina. 2023 la leggenda dice che era l'anno di fine diciamo, della società. Ok? Quindi niente, grazie di essere stati qui con me. Io spero, vabbè, non so quando potrò fare un'altra live, perché, vabbè, voi sapete che i zap a me mi arrivano per posta, quindi come vedete questo è zap, ma è totalmente imballato, chiuso, vedete? Piego libri, questo è zap, e poi ci abbiamo da fare, lo sfogliamo insieme, di questo Arcade Classici. Ok, questa è una bellissima rivista, io un po' l'ho sfogliata, non l'ho letta, ma gli ho dato giusto un'occhiata veloce, così parla ovviamente di Pac-Man e parla di tanti altri giochi che hanno fatto la nostra infanzia e la nostra storia. Più che altro in sala giochi ovviamente non si può non parlare né di Street Fighter né di Burger Time, per esempio, il cuoco che doveva fare le hamburger passandoci sopra. Vabbè, questo lo vedremo in un secondo momento. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi do appuntamento alla prossima live. Qualora vi piacciono questi contenuti, iscrivetevi al canale, mettete un like al video, a questo che diventerà un video, e magari condividetelo se lo ritenete opportuno, ok? Io vi lascio come al solito con la mia sigletta, andate a visitare i miei siti, il principale dei quali è sempre www.classe74.it, ok? Adesso io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live. Sono le ore 12:18 di questo venerdì 13/3/2026. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me, grazie a Luca Cusani, grazie a Michele, grazie a Steve Commodore, grazie a tutti quelli che vedranno il mio video e che vorranno condividerlo. Grazie a tutti e ci vediamo prossimamente sempre su questo canale. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!